Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vigilia di Natale di sangue sulle strade della nostra regione, una serie di incidenti stradali avvenuti nella notte, nelle prime ore della mattinata hanno causato ancora morti. È davvero una vigilia drammatica per il Veneto, per tantissime famiglie. Poi avremo alcuni servizi che stanno preparando le nostre redazioni per raccontarci che cosa è successo. Ovviamente poi nel resto del TG parleremo anche di economia, di attualità, di Natale, di tutto quello che ci porta ad avvicinarci a queste festività che si spera siano di ripartenza, almeno sotto il profilo sociale ed economico. Ma iniziamo davvero con la cronaca, perché un'auto è finita contro un muro dopo la perdita del controllo da parte del conducente. È successo a Mestre, 2 25enni sono morti nell'impatto, 2 persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane all'altezza del sovrappasso pedonale di Via della Libertà. I soccorritori, queste sono le prime indicazioni che ci fanno avere dalle nostre redazioni, hanno estratto dalla Renault Clio uno dei passeggeri rimasto incastrato, che è stato stabilizzato ma che poi purtroppo è morto. Deceduto sul colpo anche un giovane, come accertato dal personale medico. L'autista e una ragazza sono rimasti feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto sia la polizia locale che la stradale per i rilievi di rito e le operazioni di soccorso sono terminate alle prime luci dell'alba. I 4 giovani avevano trascorso la serata a una festa nei pressi del Vega, il parco scientifico tecnologico che si trova a Marghera. La Clio sulla quale viaggiavano ha toccato con violenza la spalletta laterale della carreggiata, ha effettuato alcune carambole prima di fermarsi e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Le condizioni dei 2 feriti al momento non sono gravi, poi naturalmente avremo altre informazioni. La nostra redazione di Padova ha già preparato un servizio su un altro mortale, ma prima andiamo anche a Belluno, perché queste sono proprio notizie dell'ultimo istante. Vediamo se abbiamo qualcosa in più, perché ci fanno sapere che fra Massa e Sospirolo c'è stato un incidente con esito mortale. Si tratta di un ragazzo di 30 anni, queste sono le foto che ci hanno fatto avere i vigili del fuoco. L'auto si è ribaltata, sembra più volte, una Fiat 500 Abarth, e il trentenne, il cui nome è Mauro De Dea, è morto per le ferite riportate. Anche qui non sappiamo se il decesso sia avvenuto subito o in seguito alle cure prestate dai soccorritori. Quindi notata davvero tragica sulle strade del Veneto, ma c'è stato anche un intervento poi dei vigili del fuoco a Vicenza, dove 4 persone sono rimaste intossicate dal fumo provocato da un incendio in un'abitazione a Vigonovo, in provincia di Venezia. Le fiamme si sono sviluppate in cucina e le 4 persone, dato l'allarme, sono state subito soccorse. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Distrutta completamente la cucina, danni da fumo al resto dell'abitazione. Allora, questo è un inizio piuttosto drammatico per il nostro telegiornale. 4 persone hanno perso la vita sulle strade del Veneto, un intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato in un'abitazione. Come sempre tutta la cronaca in apertura del nostro telegiornale, ma è già arrivato il servizio che la nostra redazione di Padova ha preparato per l'incidente mortale di Castelfranco. È morto un 26enne di San Martino di Lupari. Vediamo. Nicolò Piva, di soli 26 anni, di San Martino di Lupari, è morto verso le 6:30 di oggi mentre era al volante del suo furgone sulla circonvallazione di Castelfranco. Il ragazzo deve aver perso il controllo del mezzo, che ha abbattuto il guardrail ed è finito fuori strada nel terrapieno sottostante la sede viaria. 2 impatti molto violenti che sono costati la vita al giovanissimo conducente. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto che constatarne il decesso. Circa un'ora prima, sempre sulla circonvallazione di Castelfranco, c'era stato un altro incidente. Sempre a causa di un'uscita di strada, un'auto con 2 giovani a bordo si era capovolta. Estratti dai vigili del fuoco, i 2 occupanti sono stati portati agli ospedali di Cittadella e Castelfranco, non in pericolo di vita. Arriva dall'ANSA anche una notizia, vediamo se
auto contro muro. Sì, una puntualizzazione su quanto detto riguardo l'incidente di Mestre. L'auto alla fine si è schiantata contro il muro, contro un muro, ed è questo che ha causato poi la morte dei due 25enni, ma anche in questo caso arrivano notizie molto frammentarie con le quali si cerca di ricostruire la dinamica. Invece è piuttosto chiara la dinamica di una rapina in casa avvenuta in pieno giorno a Treviso, a pochi passi addirittura dalla questura. Vediamo il servizio. Io non desidero parlare perché sono molto agitata, mi dispiace, ma non desidero parlare più di questa cosa. È ancora sconvolta la signora Rosanna, vittima, così come la sua badante, di una rapina brutale in pieno giorno in via Bastia, a pochi passi dalla questura di Treviso. I fatti risalgono a mercoledì mattina, sono da poco passate le 10 quando l'avvocato Nicola Vitale esce dalla sua villetta per andare all'edicola. È a questo punto che un malvivente entra in casa, probabilmente dalla porta finestra affacciata sul cortile. L'uomo prima trova la badante, che viene imbavagliata e immobilizzata con delle fascette di plastica, stessa sorte che tocca poco dopo alla proprietaria di casa, Rosanna, 81 anni, che si trova al primo piano sul pianerottolo. Con del nastro adesivo le lega polsi e caviglie e si fa indicare il luogo dove si trovano soldi e gioielli. Sono minuti concitati. Nel frattempo l'avvocato Vitale rientra con il malvivente che si dà alla fuga attraverso la porta d'ingresso. Immediato l'allarme, dalla vicina questura arrivano delle pattuglie che liberano le donne e acquisiscono le prime informazioni. Si cerca un uomo alto, 1,70 m, corporatura esile, dall'accento neutro, ignota la provenienza. Nicola e Rosanna Vitale sono i genitori di Sossio, anche lui legale e già consigliere comunale. Questa mattina ho sentito l'amico Sossio Vitale, al quale ho portato ovviamente la mia vicinanza, a lui, alla mamma, alla badante. Primo cittadino che chiederà un incontro alla questura, non solo. Scriverò però al Ministro degli Interni, perché un elemento fondamentale è quello che gli organici devono essere assolutamente migliorati. A stringersi attorno ai coniugi Vitale sono anche i vicini di casa. Noi abbiamo parlato con la signora Vitale il pomeriggio di mercoledì. Era chiaramente scossa e ancora abbastanza turbata. Poveretti, soprattutto la signora. Non era tanto bene così. È possibile un gesto del genere in pieno giorno? Guardi, io proprio non so capacitarmi proprio di questa cosa. Questa vicenda ha comprensibilmente creato molto disagio, molta preoccupazione, paura fra i residenti della zona in cui sorge la villetta presa di mira dai rapinatori. Sentiamo qualche opinione. A me pare strano questo tempismo. Appena è uscito il signore è entrato e dopo vuol dire che è stato osservato, ci stavano osservando da parecchio, quindi le nostre abitudini le hanno, siccome qui di fronte questa casa è stata fatta nuova di sana pianta e quindi ci hanno lavorato un anno e di gente ne è passata tanta, alzo le mani a questo punto. Inevitabili i sospetti e le preoccupazioni di fronte a quanto successo in via Bastia, una rapina in pieno giorno e a pochi passi dalla questura, con il via vai di uomini e mezzi pressoché continuo, inquieta. Pattuglie della polizia passano abbastanza spesso perché inevitabilmente escono per servizio, però questa gente qua credo che sia abbastanza scaltra e quando fa cose del genere, quindi organizzata, quindi non so, forse qualcosa in più magari servirebbe. Quel qualcosa in più per alcuni residenti sono le telecamere. La zona non è nuova a furti o tentati, ma nessuno ricorda episodi così violenti. Da noi sono venuti già 2 volte, 2 o 3 anni fa. Prima del Covid sono venuti 2 o 3 volte. Quindi furti in abitazione? Sì, in abitazione unica. Sì. Sono in via Libia, insomma. Io sono preoccupato perché io abito vicino, quindi... Vi sentite sicure qua, signore? Ma io finora sì, non so, adesso abito anche su un condominio, allora è già più difficile, no? Sono fiduciosa, spero di no, se poi mi arrangerò. Arriva adesso dall'ANSA una notizia riguardante una discoteca privata abusiva a Padova. In un circolo privato scoperto e multato dalla squadra amministrativa della questura assieme alla polizia locale e alla Guardia di Finanza, durante un controllo sono state trovate all'interno di questo locale che pare fosse senza autorizzazioni 20 persone. L'ispezione nata in seguito alla comparsa sui social di pubblicità e di foto di questo circolo privato hanno confermato che il locale continuava a gestire serate senza
senza autorizzazione. Anzi, scusate, sono state contate circa 300 presenze, 200 all'interno del locale, 100 che erano in attesa di entrare. Poi la nostra redazione padovana si sta occupando di raccogliere anche questa notizia. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo aperto il nostro telegiornale con gli incidenti dall'esito mortale avvenuti nella nostra regione, uno a Mestre, uno a Castelfranco e uno a Belluno, che hanno portato al decesso di 4 persone. Stiamo aspettando novità su queste vicende tragiche, ma apriamo adesso una parentesi, la prima parentesi nel corso del nostro Focus TG, della vigilia, per raccontare come sta andando la vigilia di Natale in Veneto. Il paradigma di questa vigilia potrebbe essere Bassano del Grappa, giornata di mercato a Bassano, tantissime persone che hanno raggiunto la cittadina ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni del Grappa per le ultime spese, per una giornata in tranquillità e serenità. Per noi è sul posto Sharon Di Carlo, che con Renzo Rigon ci racconta come sta andando questa mattinata. Buongiorno Sharon. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori, ma soprattutto buona vigilia a tutti voi. Siamo venuti qui, come detto, in centro a Bassano per raccontarvi questa giornata speciale. Lo vedete, c'è l'albero alle mie spalle, ci sono gli addobbi, ci sono le luci spente ovviamente perché è giorno, e c'è anche il mercato, quindi un menù direi completo per questa giornata di festa. Con Renzo prima abbiamo passeggiato tra le vie del centro per chiedere alle persone come passeranno questa vigilia questa sera. C'è chi andrà al ristorante, c'è chi andrà in pizzeria, ma anche chi rimarrà a casa. La parola chiave però di questa giornata è sicuramente la famiglia. Le persone hanno voglia, desiderano finalmente di stare una giornata in famiglia e dedicarla proprio all'amore, sì, figli, parenti, insomma una giornata in famiglia. Ferdinando, io ho chiesto di farci raggiungere da un ospite per raccontarci anche come sta andando il commercio, fondamentale poi per le festività natalizie, quindi ho con me Alberto Borriero. Buongiorno Alberto, presidente dei commercianti di Bassano. Con Alberto ci faremo una passeggiata, Renzo Rigon ci segue, nel centro qua, tra tutti questi addobbi, tra queste bancarelle eccetera. Allora ti chiedo Alberto, come è stato questo periodo natalizio per quanto riguarda il commercio? Sono contenti i commercianti, gli esercenti? Com'è la situazione? Raccontaci. Allora, la città di Bassano vive un momento particolarmente di interesse per via della grande mostra Sucanova che è stata realizzata. Complice anche poi la ristrutturazione del ponte e i 2 anni di pandemia, abbiamo avuto questa esplosione di presenze che comunque ci ha stupito e ci ha dato coraggio nel proseguire il nostro lavoro, perché effettivamente i 2 anni di Covid sono stati molto gravi per il commercio, sia di prossimità e anche per tutte le altre attività. Quindi sicuramente un bellissimo Natale. Come vedete è una città molto frizzante, ricca di persone, e tanti stanno facendo gli ultimi acquisti. Sì, infatti vediamo, no? Che stanno guardando appunto gli ultimi acquisti da fare, c'è tanta gente che compra veramente, quindi gli ultimi acquisti anche ritardatario, no Alberto, possiamo dire, di questa vigilia, di questo Natale. Sono qui a comprare gli ultimi pensierini per la famiglia, per i figli, per marito, moglie, insomma i bassanesi non si stanno risparmiando insomma in questo Natale, ma i commercianti sono contenti? Com'è la situazione proprio economica? La risposta sugli acquisti è stata molto interessante per l'enogastronomia, che ormai da 5 anni sta portando avanti l'economia nazionale. Poi abbiamo anche abbigliamento e regalistica per le persone, quindi il benessere è un altro punto che sta crescendo moltissimo. E la cosa che più ci fa sorridere, e su dati Confcommercio nazionale, è l'incremento degli acquisti per gli amici a 4 zampe. Quindi adesso facciamo anche gli acquisti ai nostri piccoli amici che fanno parte dei nostri nuclei familiari, quindi anche lì abbiamo un aumento del più 8% sulle vendite stimate rispetto al 2021, quindi dei bei segnali che ci fanno ben sperare per il futuro. Parliamo del presente e del passato. Caro energia, siamo nell'era del caro energia.
Cosa dicono gli esercenti, i commercianti? Come stanno vivendo questo momento, soprattutto sotto le feste natalizie? Allora, stanno facendo una grande scommessa sul futuro, quindi stanno mantenendo i prezzi alla vendita più calmierati possibili, più bassi possibili, a scapito del loro stesso profitto. Quindi confidiamo che questa sia solamente una triste parentesi, quella della guerra in Ucraina, e si possa risolvere al più presto. Quindi l'idea che abbiamo tutti è di cercare di tamponare questi cari di energia nel miglior modo possibile. Comunque è un grandissimo sforzo che stiamo facendo, quello sì, va detto. Grazie Alberto Borriero, ti lasciamo, grazie mille e buon Natale, grazie mille. Buon Natale a tutti, grazie. Ferdinando, allora, io ho intravisto sotto l'albero qui in piazza un'immagine particolare, vedo da lontano una signora con, aspetta Renzo seguimi, che proviamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci, cioè sicuramente una cosa inusuale. Signora, buongiorno, vedo che è qui accompagnata da un animale particolare, qui in piazza Bassano sotto l'albero, ci racconti cos'è? È un gufo reale siberiano. Sì? Io sono un privato che ha passione dei rapaci. Sto creando un'associazione dove con i miei animali do beneficio alle persone che hanno bisogno di un'emozione senza chiedere niente in cambio. Questi animali comunicano attraverso dei linguaggi non verbali con le persone, attraverso proprio le emozioni. Ma scusi, quindi lei lo tiene qua tranquillo sul suo braccio? Può toccarlo anche lei tranquillamente, senza paura. Sì, assolutamente, sono educati, sono addestrati per quello che riguarda le tecniche del volo o della caccia, ma sono assolutamente educati a stare in mezzo alle persone. Ma intanto come si chiama? Si chiama Neve. Okay. L'ho chiamato Neve perché lui è un gufo reale siberiano, quando era più piccolino era tutto bianco. E quindi crescendo poi è diventato striato? Sì, è diventato striato nella parte interiore delle ali. Adesso lui ovviamente che non apre, vedete, è molto più bianco di quello che sembra esternamente, e l'ho chiamato Neve proprio per questo mantello bianco che aveva da piccolo. Ma quanti anni ha? Ha 3 anni e mezzo. Ok. 3 anni e mezzo. Avete anche altri animali oltre? Sì, abbiamo adesso, quelle sono delle poiane americane o altri tipi di notturni, civette, allocchi. E quindi voi passeggiate per il centro di Bassano con questi non quotidianamente, non sempre. Adesso abbiamo fatto una passeggiata per venire a vedere anche noi un po' il Natale, però sì, li portiamo tranquillamente in mezzo alle persone perché loro imparino a non avere paura, no? Perché comunque la socializzazione insegna alla tranquillità dell'animale, qualunque animale sia, non sia un cane, che sia un gatto, qualunque animale ha bisogno della socializzazione come l'essere umano per la tranquillità. Grazie mille, grazie mille. Ferdinando, se non hai altre domande... Grazie per questo collegamento, grazie a te, grazie a Renzo Rigon. Le bellissime immagini dei rapaci utilizzati per la pet therapy, chiamiamola così, passateci questo termine, davvero bellissime e decisamente inusuali. Sharon, ti faccio una domanda, se hai avuto modo di rendertene conto in centro adesso. Secondo te è ripartito l'affetto verso le piccole botteghe, i negozi di prossimità, i negozi a conduzione familiare che rendono vivo un centro come quello di Bassano, ricordiamo un centro commerciale naturale fra i più importanti e belli del Veneto, oppure le persone visitano il centro ma si ferma lì, diciamo? Guarda Ferdinando, secondo me la passione per questo genere di negozi non è mai sfiorita, se così più si può dire. Vedo le persone che proprio soprattutto in questa festività cercano calore, cercano familiarità e soprattutto in questi negozi si ritrova anche un po' di casa, quindi sono certa che ci sono stati acquisti importanti anche in questo genere di negozi. Allora andremo alla ricerca anche di questi dati per poi capire se confermeranno le nostre ipotesi oppure se sarà andata insomma non come speravano i commercianti di Bassano. Sharon, grazie per questo collegamento. Se ci sono novità da Bassano non esitate a contattarci in qualsiasi momento, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro.
Noi torniamo in studio perché chiudiamo questa bella parentesi natalizia, immagini molto molto belle, quelle dei rapaci utilizzati per avvicinare le persone anche a questo mondo, e torniamo purtroppo alla cronaca. Non è che ci siano buone o cattive notizie, belle o brutte, ci sono solo le notizie, però lo stacco è piuttosto forte, ma insomma la cronaca la fa sempre da padrona nel nostro telegiornale. Andiamo a vedere le novità riguardanti l'inchiesta sull'infermiere molestatore che pare agisse a Cittadella. È un 39enne residente a Zanè, nel Vicentino, e di origini centroamericane, l'infermiere accusato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale da parte di 4 pazienti tra i 19 e i 38 anni del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. La procura di Padova avrebbe motivato l'arresto dell'uomo dopo aver accertato che in uno dei casi questi avrebbe somministrato a una delle vittime delle benzodiazepine, un tranquillante ansiolitico che la donna non aveva mai assunto prima su prescrizione, né tantomeno da parte del medico di turno del pronto soccorso Campo San Pierese. Il 39enne infermiere si trova rinchiuso nella casa circondariale Due Palazzi di Padova. A sua discolpa avrebbe detto che i fatti contestati gli sarebbero tutto un fraintendimento. La prima segnalazione alla direzione sanitaria e ai carabinieri risale al maggio scorso da parte di una 38enne trovatasi all'improvviso in uno stato di dormiveglia, ma anche interessata dalle mani dell'infermiere sotto le lenzuola. Da qui l'esposto della direzione sanitaria ULS 6 alla Procura della Repubblica di Padova, che avvia le indagini. Lo stato di torpore sarebbe stato segnalato anche dalle altre 3 donne molestate, una 19enne nel novembre 2021, una 35enne e una 22enne nell'agosto 2021. Però parliamo di un tema che interessa ormai quasi tutto il Veneto, quello degli animali selvatici, che a volte possono causare anche dei danni. Ne sanno qualcosa i Colli Euganei, ne sanno qualcosa i Colli Iberici, l'altopiano dei 7 comuni dove i cinghiali sono ormai un problema, e i tentativi di eradicazione, i tentativi comunque di calmierare la presenza di questi ungulati che si riproducono molto molto velocemente sono approdati a un niente di fatto. Adesso c'è un emendamento al bilancio di governo che potrebbe portare all'apertura della caccia, o almeno agli abbattimenti, sia in aree urbane che in aree protette. Questo è un po' da capire ancora come potrà poi espletarsi l'abbattimento, la caccia di cinghiali, e pare non solo cinghiali. Polemica a non finire, tantissimi hanno detto che è una legge ingiusta che va a ledere i diritti degli animali, e qualcuno invece è più che contento di questa novità. Sentiamo un'opinione in tal senso. Non è più possibile che le nostre città, i nostri campi vicino alle zone industriali e tanti altri borghi siano presi d'assalto da cinghiali, lupi, nutrie e tutti gli animali nocivi che portano soltanto danno. Ben venga questo emendamento che apre la strada all'eradicazione del cinghiale. Sempre chiaro, preciso, dritto al bersaglio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio prende le misure all'emendamento che permetterà l'abbattimento di cinghiali anche in aree urbane e protette. Una novità molto attesa pure in altopiano e nella pedemontana, dove spesso i cinghiali sono protagonisti di scorribande estremamente dannose per il territorio. Ma il consigliere regionale guarda avanti e mette nel mirino un'altra specie, parecchio nota in altopiano, il lupo. E adesso questo è importantissimo perché aprirà anche al lupo e a tutti gli altri animali che finora, con un governo di ambientalisti, erano intoccabili. Una sola soluzione quindi per l'esponente di Fratelli d'Italia. Dobbiamo prenderci cura dei nostri agricoltori, di chi produce, di chi fa reddito, e soprattutto anche nelle nostre città. Abbiamo visto Roma, ma anche in tanti centri abitati vicino ai Colli Euganei, nei Colli Iberici, il cinghiale è arrivato in piazza e allora dobbiamo tirarlo via. L'unico modo per tirarlo via, mi dispiace dirlo, ma insomma, è abbatterlo. Il rapporto tra cacciatori e comunque il mondo che guarda gli abbattimenti come una soluzione per i problemi si scontra da sempre con il mondo degli animalisti, degli ambientalisti, e c'è stata una manifestazione di protesta nel Trevigiano. Vediamo.
L'albero che ci piace è quello con il cacciatore appeso. È la risposta di 100% Animalisti a un albero di Natale addobbato da bossoli di plastica di cartucce da caccia corredate di lampadine a LED realizzato nei giorni scorsi dai cacciatori di Sernaglia e l'associazione Cacciatori e Bimbi di Falzè di Piave. Gli animalisti irriducibili e convinti hanno appeso uno striscione alla recinzione della chiesa di Falzè con la macabra scritta che attacca i cacciatori. Contraria al coinvolgimento dei più piccoli, la LAV rincara la dose. La caccia non ha niente a che fare con la ecosostenibilità e questo albero va in direzione esattamente opposta. Sono proprio i cacciatori che vanno nelle campagne a uccidere animali innocenti, a spargere piombo e molto spesso a lasciare i bossoli nei boschi e nei campi, nonostante la legge imponga di raccoglierli. Tanto peggiore questa iniziativa perché va a coinvolgere i ragazzi, pretendendo di educarli a una non si sa bene come concepita sensibilità verso la natura. L'associazione Cacciatori e Bimbi difende con forza l'idea, affermando che la legge 92 del 2019 circa l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole sia cosa buona e doverosa per la formazione e la cultura delle nuove generazioni e puntualizza per voce del presidente Fabio Botton che l'iniziativa dell'associazione possa essere considerata ecosostenibile e non esiste nessun intento di promuovere la caccia tra i bambini. Torniamo alla cronaca perché lo abbiamo visto anche grazie ai nostri telegiornali, sempre più spesso in questo periodo di feste, si parte circa da novembre di solito con le prime nebbie, tornano i furti nelle abitazioni e non solo nelle abitazioni, addirittura c'è un sacerdote che ha deciso di pubblicare la foto del ladro in azione dicendo bisogna essere coraggiosi. Ha reso pubblico il fotogramma del ladro in azione, stanco della raffica di furti subiti più che quotidianamente dalla comunità. Protagonista dell'episodio è Don Gianni Antoniazzi, parroco di Mestre, già ribattezzato il prete sentinella. A me non piace tanto il titolo di sentinelle perché credo che sia nella natura della persona umana essere responsabili della vita anche degli altri. La foto pubblicata sul giornalino parrocchiale dopo che le telecamere intorno alla canonica di Carpenedo hanno ripreso il ladro nelle ben 3 ore di azioni criminali, a cominciare dalle 3 del mattino quando, utilizzando un tombino come ariete, ha prima sfondato la vetrina della pasticceria aperta da poco in Viale Garibaldi, per poi creare ulteriori ingenti danni anche ai negozi vicini. Le telecamere aiutano abbastanza in questo periodo, però abbiamo bisogno di custodire in qualche modo la vita del nostro territorio, avendo cura anche di queste cose. Lì dove le cose nascono bisogna abituarsi anche a orientarle bene. Significa tenere gli occhi ben aperti, non aspettare siano gli altri a denunciare, ma farlo noi stessi per primi, laddove si assiste ad episodi criminali e ad atti vandalici. Quindi se c'è della gente che ha bisogno, se ci sono delle persone che hanno delle particolari fragilità e hanno bisogno di essere aiutate, noi siamo stati ben lieti di sostenerle, lo abbiamo dimostrato in tanti modi. Più che porgere l'altra guancia, quindi, il monito a non girarsi dall'altra parte per essere la mano che aiuta. È un fatto che chiede coraggio alla gente, che la gente abbia a cuore tutte le strutture notte e giorno della nostra vita, del nostro quartiere, della nostra realtà, in modo che il nostro quartiere possa essere sempre un po', sostenuto dalla passione di tutti. Torniamo sulle strade del Veneto, l'abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale, funestate da incidenti stradali, addirittura da 4 morti nel corso della nottata, e vediamo che cos'è successo nel Padovano, dove un camion ha travolto dei pali di segnali ed è scappato poi. Levada, via dei Marcello, un'auto articolata esce di strada dopo una curva, abbatte un palo della linea del telefono, uno dell'illuminazione pubblica e alcuni segnali stradali. L'autista se ne va. Dopo un paziente lavoro di visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e di raccolta dei frammenti di un fanale e di un paraspruzzi delle ruote del camion, gli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese sono risaliti alla proprietà dell'Autobotte, una ditta di Quinto Vicentino. Sentito l'autista, questi ha detto che non si sarebbe accorto degli urti e dei danni generati dal suo camion. Ora rischia di pagare un conto salato per le diverse sanzioni accertate, dalla perdita di controllo del mezzo al danneggiamento della segnaletica, dall'imbrattamento della sede stradale al mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi e fornire le proprie generalità.
Il codice della strada, spiegano dal comando della federazione, prevede che in caso di abbattimento di segnaletica o di altri danneggiamenti si debba comunicare all'ente proprietario della strada quanto accaduto, fornendo i dati assicurativi per il risarcimento dei danni. A Ponzano si è staccata una finestra durante un orario di lezione in una scuola e si è fatto male un ragazzino, vediamo. Una finestra particolarmente grande, apribile solo in anta ribalta proprio per garantire la sicurezza degli studenti, ha rischiato di diventare una trappola pericolosa per una studentessa di una classe terza al piano terra delle medie di via Cicogna. Al momento del distacco, un ragazzo che stava operando è fortunatamente riuscito a parare il colpo con il supporto di un insegnante, impedendo che colpisse la giovane. Il tutto durante una lezione dove era presente la Croce Verde. Io mi scuso come sindaco, come responsabile di un'amministrazione e degli uffici comunali, ma ciò che è accaduto era imprevedibile, ma anche perché non dovrebbe accadere che una cosa nuova, certificata, collaudata, invece è accaduto, insomma. L'azienda è stata richiamata, immediatamente quel giorno ha tolto la finestra, poi l'ha sistemata, ha prelevato il pezzo che si è rotto e chiaramente l'azienda e il produttore stanno facendo le loro analisi. Insegnanti preoccupati e genitori imbufaliti, minacciando di non mandare i figli a scuola nelle varie chat. La scuola comunque sarà chiusa il 27 dicembre e l'azienda e gli operatori interverranno su tutti i serramenti per completare un ulteriore controllo. La scuola è sicura, è nuova, tra questo lotto e il successivo spenderemo 6 milioni di euro, quindi insomma l'attenzione è particolare anche per i soldi che stiamo spendendo dell'intera comunità. Ieri si sono svolti i funerali di Davide Rebellin, il campione di ciclismo investito e ucciso da un camion qualche giorno fa nel Vicentino. Noi c'eravamo, siamo andati a vedere come è andata, qual era il sentimento più forte in quei momenti così difficili nei quali si dà l'addio a un amico, un collega, a volte un avversario sulle strade del ciclismo nazionale. Vediamo. Tutta l'Onigo si è fermata, troppo forte il legame con il suo campione, con quel Davide Rebellin che quando gareggiava in tutto il mondo portava con orgoglio con sé il nome di Lonigo e di Vicenza. Per la cerimonia funebre Don Matteo Nicoletti, il vicario del Duomo di Lonigo, ha avuto parole di grande vicinanza alla famiglia di Davide e per il loro campione. Sono convinto che chi ha conosciuto Davide e in questo tempo me lo ha testimoniato, ha fatto esperienza dell'amore che è circolato nella sua vita. Una vita dedita al ciclismo, passione ricevuta dal papà Gedeone che abbiamo salutato a luglio. Una vita umile e vissuta con fede e devozione. Per l'ultimo saluto, familiari, amici, tifosi hanno messo nel cassetto la rabbia per come Davide è stato strappato al loro affetto e hanno pensato solo a condividere il dolore, a dare l'immagine di una vera comunità, una grande famiglia, tranne Gilberto Simoni, ex professionista fino al 2010 e compagno di Davide nella squadra militare, che non ha trattenuto la rabbia. Quasi un morto al giorno in bicicletta, che rabbia, che vergogna, la stessa vergogna che ho verso uno Stato che non riesce nemmeno a prendere in considerazione di fermare questa strage. Un paese che in quanto a giustizia e sicurezza sociale non si può definire all'avanguardia. L'ultimo saluto a Davide è stato nello striscione che i suoi amici hanno srotolato sopra il bar della piazza di fronte al Duomo. Sei un grande esempio di umiltà e tenacia e lungo questo filo conduttore si sono sviluppati ricordi fatti prima della cerimonia da nipoti, colleghi e compagni di scuola. Sei stato veramente un grande e ti voglio dire che sei stato un grande esempio per tutti noi. Poi, preceduto dai poliziotti motociclisti e tra duelli di folla, Davide è partito per Madonna di Lonigo, la frazione dove vive la famiglia e dove è stato sepolto con una cerimonia strettamente privata dopo il bagno di folla al Duomo. Ai funerali di Rebellin hanno partecipato campioni del ciclismo e persone coinvolte a vario titolo in questo mondo così importante anche per lo sport veneto. Sentiamo qualche voce. Eravamo alla cena dell'ultima gara che ha fatto, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto qualche bicchiere in più, però Davide è semplice, un corridore semplice, ci stava con tutti, insomma, dava la parola, però un ragazzo semplice, era veramente
da onorare. A 19 anni, in pieno maggio, quando doveva fare il mondiale dopo qualche mese, in una corsa nell'Emilia Romagna incrociò un motorino, e il naso andò in 1000 pezzi, la mano pure, 2 vertebre pure, quindi rimase 40 giorni a letto disteso, ma mai una lacrima scese dai suoi occhi e mai un lamento. Poi riprese con un po' di paura, ma poi tornò più forte di prima. Nonostante siano stati anche rivali, ma la semplicità dell'uomo e l'umiltà di quello che faceva l'ha dimostrato fino alla fine. Purtroppo ci ha lasciato quando lui aveva deciso di smettere di correre, nel momento in cui sicuramente lui avrebbe potuto continuare a vivere la sua vita tranquilla, di post carriera. Purtroppo è successo quello che è successo e siamo qua. L'ultima volta che l'ho visto era stato giù al galà dell'UCI a Monte Carlo. L'avevo visto lì dopo un po' di tempo che non lo vedevo, non pensavo di venire qua oggi. Oggi il sentimento più forte è quello della partecipazione al dolore. Siamo sui sentimenti nobili. Adesso dobbiamo stare vicini alla famiglia, onorare gli impegni che ci siamo presi, perché noi dedicheremo qualcosa di imperituro a Davide e organizzeremo comunque per l'anno prossimo questo suo addio al professionismo che non siamo riusciti a organizzare quest'anno, e lo faremo coinvolgendo i ragazzini come lui voleva fare e faremo festa. Abbiamo sentito commozione, cordoglio, tanto dispiacere per la scomparsa di un uomo e un ciclista tanto amato. Però uno dei sentimenti che sono emersi nelle scorse giornate è stato anche la rabbia per quello che è successo, la rabbia per il modo in cui ha perso la vita Rebellin, la rabbia per il modo in cui è stata gestita poi la vicenda, la fuga, oppure l'allontanamento, questo è ancora da chiarire, del camionista che l'ha travolto, e tutto quello appunto che è successo poi. Avevamo sentito i concittadini di Rebellin qualche ora prima del funerale, sentite cosa ci avevano detto. Venerdì lei andrà al funerale? Certo, sì, per forza bisogna andare. Come state vivendo qui? C'è più rabbia, c'è più dolore? No, rabbia solo perché non fa niente anche altro. Cioè chi lo lascia sempre libero, lei è ancora libero penso. Ma qui dovrebbe fare qualcosa? Ho delusione immensa, perché sono andato a vedere anche il posto dove è successa la cosa e mi è dispiaciuto molto e non riesco a capire come ha potuto a non vedere il ciclista che c'era in pista, insomma, sulla rotatoria. Dispiace molto perché era uno di noi. Sicuramente sì, la presenza sì. Lo conoscevate? Sì. Abitavo lì vicino e lui correva in bicicletta, aveva 3-4 anni. Io sono un po' verso i 70, lui era giovanissimo e l'ho sempre seguito, e anche mio nipote corre ed è stato a casa sua. Sicuramente l'autista ha fatto un grave errore, quello di vedere il povero Rebellin a terra e andare via, diciamo, ecco. Doveva fermarsi, prestare soccorso, chiamare la polizia, e lì l'atto brutto. Le cose stanno così come sembra che siano, così come evidenziato, e certamente merita una pena esemplare. Lei andrà al funerale? Certamente. Lui a portare via le chiavi e non dare più un camion. Non riesco a capire il perché di questa Europa che ogni Stato fa quello che vuole. C'è da capire se questo sentimento di rabbia prenderà posto rispetto al dolore, al cordoglio, alla commozione che abbiamo visto durante il funerale di Davide Rebellin, e soprattutto poi che cosa succederà con la vicenda legata all'incidente che ha portato al decesso del ciclista. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Passiamo alla pagina dell'economia, della politica, dell'attualità e facciamo un breve riassunto della lunga conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che ha tirato le somme del 2022 e lanciato qualche sfida per l'anno prossimo. In un filmato di pochi secondi riassunto l'impegno della Regione Veneto in questi 12 mesi. L'anno dei 2 cigni neri, la pandemia e le conseguenze legate al conflitto in Ucraina, le ripercussioni economiche ma anche quelle umanitarie con l'accoglienza dei profughi, 2.400 quelli ospitati negli hub regionali. Nelle immagini si susseguono poi i fondi stanziati in aiuto di imprese, giovani e disoccupati. In primo piano ancora tutto il capitolo legato all'autonomia che vede il Veneto capofila. Questo è il primo governo che porta in manovra finanziaria un articolo, il 143 bis, che introduce finalmente l'obbligo di definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Zaia che ha annunciato dal 20 gennaio l'avvio di quella che ha definito la grande operazione autonomia, che punta sull'analisi scientifica del processo e che sfocerà con l'apertura di un portale. Nuovo portale web dell'autonomia, uno spazio digitale moderno e aggiornato, presto disponibile all'indirizzo web autonomia.regione.veneto.it. Questa è la parte che mancava di tutto il progetto Autonomia, agganciati a tutte le banche dati possibili e immaginabili con l'elaborazione. Ma il prossimo anno segnerà una nuova tappa di avvicinamento all'appuntamento con le Olimpiadi 2026, con le opere da cantierare. E a proposito di infrastrutture, il 2023 nelle intenzioni della Regione potrebbe vedere la chiusura della partita della Pedemontana, che registra nelle ultime settimane un aumento del traffico. Si aprirà l'innesto, io immagino a gennaio, Pedemontana più o meno a gennaio, l'innesto sulla A27, per giugno 2023 vi annuncio che noi contiamo di aprire e inaugurare tutto il tratto finale, quindi arrivare fino a Montecchio. Il 2022 ha visto la Regione impegnata ancora in diverse emergenze sanitarie, West Nile, vaiolo delle scimmie e naturalmente Covid. 15.000 le persone che in Veneto hanno perso la vita a causa del virus. I morti per influenza hanno superato quelli di Covid. Per la prima volta c'è questa inversione di tendenza. Immaginiamo di aver scollinato la fase acuta sia per l'influenza che per il Covid. Sul fronte sanitario Zaia si appresta il 29 dicembre a tagliare il nastro del nuovo Policlinico Universitario di Treviso, dove quest'anno ha visto la luce la neonata facoltà di medicina. E poi c'è l'impegno che il governatore sottolinea essere massimo per trovare una soluzione per il centro di Misurina. Siamo assolutamente aperti a qualsiasi possibilità per aiutare ovviamente il Vescovo Solmi e tutto lo staff, perché Misurina non chiuda, però ricordo all'interno di una destinazione sanitaria. L'ultima parte di conferenza stampa è stata dedicata al ricordo dei veneti, giornalisti, imprenditori e rappresentanti della cultura che quest'anno sono venuti a mancare. Il grazie poi di Zaia al mondo dell'informazione per il servizio svolto, ribadito dal presidente dell'Ordine dei giornalisti e dal segretario regionale del sindacato giornalisti. La chiusura affidata ad un concerto sorpresa diretto dal maestro Diego Basso. Torniamo in collegamento, andiamo a Padova adesso, dove c'è Guido Barbato che ci racconta una certa tensione attorno all'inceneritore padovano. Guido, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Come sapete, insomma, ieri mattina si è sviluppato un incendio all'interno del termovalorizzatore o inceneritore, chiamatelo come volete, di Padova. Siamo nella zona industriale in Viale della Navigazione Interna. C'è da tempo un comitato che si batte perché è previsto un ampio rinnovamento di questo impianto di combustione del rifiuto, in genere quello indifferenziato, di quello indifferenziato, e che porterà nell'intenzione dell'azienda che lo gestisce a un rinnovo delle linee di incenerimento dei rifiuti. Sono in compagnia di Gianni Sbrogiò, che fa parte di questo comitato che si chiama esattamente Comitato No alla quarta linea dell'inceneritore. Che cosa è successo ieri, Sbrogiò, secondo le vostre informazioni, e perché?
Noi abbiamo saputo che c'è stato un incendio dovuto per autocombustione in una fossa che contiene le tonnellate di rifiuti che arrivano all'inceneritore. Ora, queste combustioni loro hanno detto che l'hanno spenta, che non è successo nulla. Il fatto è che ovviamente ogni incendio di questo tipo produce sostanze nocive per la salute e per l'ambiente come il PCB, diossine e i FAS, perché ricordiamo che ormai è assodato che i fanghi e i percolati di depurazione contengono tutti i FAS. Il problema grosso è che vogliono fare una quarta linea per incenerire di più, che significa più inquinamento sia per la salute che per l'ambiente. Questo fatto che lei dice rafforza la teoria e il dato oggettivo che Padova non è tra le province virtuose del Veneto in tema di raccolta differenziata. Non lo è, perché lo dicono gli stessi dati dell'ARPAV. Cioè noi arriviamo a Padova al 60% di raccolta differenziata, quando invece nella provincia di Treviso si arriva all'88%. Ora, se noi nell'arco di questi anni, fino al 2030 diciamo, tutte le zone che non sono a livello dell'88% e sono sotto arrivassero all'88%, non ci sarebbe bisogno della quarta linea. E questo è quello che noi dobbiamo tendere. Bisogna tendere a produrre meno rifiuti, a bruciarne ovviamente meno, perché è solo il rimanente secco che deve essere bruciato, e bisogna riusarli, riciclarli e aumentare la raccolta differenziata. Senta, un rinnovamento di questo inceneritore che, se non sbaglio, lei mi ricordava esiste da almeno un mezzo secolo qui a Padova, non vi, tra virgolette, tranquillizza che magari, non so, la tecnologia sia più aggiornata? Non vi tranquillizza il fatto che non sarà pronto prima di 6-7 anni e nel frattempo bisognerà continuare a differenziare, separare e a bruciare comunque ciò che non si ricicla? Difatti quello che abbiamo voluto dire con il nostro ricorso al TAR, perché vogliamo bloccare questa quarta linea, è che nel frattempo, in questi 5, 6, 7 anni, quei 100 milioni che servono per costruire una quarta linea devono essere spesi per produrre meno rifiuti, perciò andare verso quelle strutture, quelle industrie che producono meno rifiuti. Quei rifiuti che rimangono devono essere riciclati e riusati, e dopodiché la raccolta differenziata deve arrivare a un livello tale che non serve un'altra linea. Ecco, ricordiamolo magari a chi non è di Padova, non ci sono in tutto il territorio comunale, non c'è il servizio porta a porta in tutto il territorio comunale? Assolutamente no, altrimenti non saremo al 60%. Quello che bisogna fare è una raccolta differenziata porta a porta, una tariffa puntuale, in maniera che chi produce rifiuto paga di più, chi ne produce di meno paga di meno, e bisogna portarla a una cifra tale che non è una cosa inverosimile, perché ormai tantissimi paesi lo fanno, tantissime città lo fanno nel Veneto. Bisogna arrivare all'88% con una raccolta differenziata sempre più a livello di qualità, per cui non potrà mai succedere queste cose che sono successe ieri. Ecco, mi sembra che il parere del comitato, che da diverso tempo si batte contro, diciamo, questo ampliamento o rinnovamento del termovalorizzatore e dell'inceneritore, insomma, sia abbastanza chiaro. Ricordo tra l'altro che ieri, per spegnere questo incendio, i vigili del fuoco hanno lavorato circa 10 ore, quindi voglio dire c'è stato anche un impiego di lavoro di persone, insomma, adatte a questo scopo, non da poco, che è sempre pagato dal contribuente oltretutto. Ecco, direi che a questo punto, Ferdinando, se siamo stati chiari come credo, soprattutto Gianni Sbroggiò è stato molto chiaro, ti ridarei la linea da Padova, zona industriale, e ci sentiamo nei prossimi collegamenti, e buon lavoro a tutti. Grazie Guido, grazie anche al tuo ospite. Un tema molto importante per Padova, molto sentito, abbiamo visto anche nei giorni scorsi, ci sono state polemiche, insomma ne parleremo nel corso della nostra informazione. Adesso torniamo invece a parlare di attualità economica e finanziaria. Proprio sulla finanziaria del 2023 il presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte, dice
ai parlamentari, attenzione, non sia la manovra delle marchette. Sentiamo. I comuni questa volta sono stati ascoltati, sì o no? Poco, sono stati ascoltati poco. Ricordo che i comuni sono l'espressione massima delle esigenze della comunità. I comuni ricevono €1 e lo erogano sotto forma di servizi alla cittadinanza. Se non è una bocciatura, poco ci manca, almeno nella parte dedicata agli enti locali. Così Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, guarda la manovra di bilancio in corso di approvazione a Roma e lo fa al di fuori di ogni logica di partito. Le casse dei comuni piangono, ma le risorse in tempi di caro energetico sono sempre meno. Conte è diretto. È fondamentale che il governo metta mano al portafoglio. Faccio un appello a questo governo che non sia una manovra delle marchette, nord, sud, Sicilia, insomma, che vengano date risposte post-elettorali, ma che vengano ascoltate quelle che sono le esigenze territoriali e soprattutto che venga premiata la meritocrazia. Trasferimenti che valgono per tutte le attività dei municipi, compresa l'accoglienza dei migranti, emergenza anzi fenomeno sulle spalle dei sindaci. È il caso dei minori non accompagnati. Ne abbiamo 34, costano €200 al giorno alla comunità trevigiana e di questi €200 100 ci vengono rimborsati dal governo, quindi capite che c'è una differenza ancora di €100 che è sulle spalle dei cittadini trevigiani. Come il Comune dà risposta, noi chiediamo che sia anche il governo protagonista di questa accoglienza che rischia di mettere in ginocchio le amministrazioni comunali. E a proposito di migrazione, il prefetto di Treviso ha disposto l'accoglienza di 25 richiedenti asilo di nazionalità pakistana alla caserma Serena. Si tratta dei migranti che si trovano accampati nell'area Appiani, per cui il centro sociale Django ha annunciato una mobilitazione il giorno di Natale davanti alla prefettura. I 25 vanno ad aggiungersi ai 360 già ospitati nella struttura. È evidente però che il fenomeno continua, nel senso che probabilmente questa sera ne arriveranno altri, domani altri ancora, e quindi qui serve una risposta da parte dello Stato. Siamo quasi in chiusura, come voi sapete nei nostri telegiornali c'è sempre spazio in questo periodo per i vostri presepi, ne arrivano tantissimi, ne arrivano davvero molti ormai da quasi un mese, continueremo a mandarli in onda nel TG Bassano, nel TG Vicenza, naturalmente fino a ben oltre l'Epifania. Adesso vediamo una carrellata di alcuni vostri presepi.
Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verina e Alessandro Costacurta per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, assieme agli operatori tecnici del gruppo Media Nord-Est, tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.